Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Sindaco Trantino. Grazie Sindaco per essere ancora con noi. Buon pomeriggio. Cominciamo subito parlando dei semafori di cui avevamo anticipato qualcosa nelle puntate precedenti. Da lunedì entreranno in funzione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico TX-Speed, inizialmente solo in un tratto della circonvallazione, ma sono destinati a essere installati anche nel resto della città. Come funzionano, Sindaco? L'avevamo annunciato, adesso finalmente siamo pronti a diventare operativi. Sono semafori, sono delle telecamere che si attivano nel momento in cui qualcuno dovesse passare col rosso e quindi non rispettare il divieto, e automaticamente registrano l'infrazione e provvedono anche alla contestazione con la decurtazione dei punti in patente. Quindi è un ulteriore monito affinché i catanesi rispettino le regole, e anche per questo li distribuiamo nel resto del territorio. In una città che funzioni mediamente non ci sarebbe bisogno di questi semafori, però capisco che la prudenza non è mai troppa. Cominceranno lunedì 10 in un tratto della circonvallazione e poi si estenderanno? Esatto. Bene, adesso passiamo ad altro, il nodo del traffico fra Catania e i comuni dell'Interland, che potrebbe risolversi con un progetto ambizioso di cui abbiamo sentito parlare, l'ipotesi della monorotaia sopraelevata. Ma è una soluzione fattibile, Sindaco? Cioè, avete fatto riunioni tecniche? C'è stato uno studio di più società specialistiche, ci hanno consegnato questo studio il giorno 4 scorso. Loro hanno preso in considerazione le tre possibilità, cioè dire trasporto su gomma, tranvia o monorotaia. Alla fine hanno verificato che per la condizione del territorio la monorotaia è quella che funziona meglio, non solo in termini di realizzabilità, perché le altre soluzioni sarebbero impedite dalla conformazione delle strade, ma anche perché è quella che più garantirebbe la connessione fra i territori in tempi contenuti e che a quel punto legittimano l'abbandono della macchina per utilizzare il trasporto pubblico. Siamo ancora a livello ovviamente di studio di fattibilità, adesso avremo una prossima riunione con i sindaci, perché naturalmente questa monorotaia, ammesso che sarà monorotaia, dovrà congiungere due stazioni ideate come stazioni di partenza da Catania, che è una la stazione Milo e l'altra la stazione Borgo, e da questa poi arrampicarsi una verso Mascarucia, l'altra verso San Giovanni la Punta, mediante un sistema poi a radiazione sugli altri comuni che permettono pertanto fenomeni di connessione successiva. Quindi si andrebbe nelle stazioni, chiamiamoli capolinea a nord, attraverso altri mezzi pubblici, per poi prendere questo mezzo che giungerebbe in poco tempo a Catania. Stiamo parlando ovviamente di qualcosa che ancora è solo stato preso in considerazione, ma mi piace che comunque la gente abbia idea di questo, perché abbia notizia di questo, perché anche l'espressione di una visione più a lungo termine, dall'altro, da un lato l'interramento della stazione centrale, dall'altro questo sistema di connessione, la possibilità di creare un bypass che quindi eviti la tangenziale per congiungersi da Cireale fino all'autostrada di Siracusa. Ci vogliono molte risorse che noi eventualmente dovremmo chiedere alla Comunità Europea, ci vogliono tempi certamente non brevi, ma almeno guardiamo avanti. Ma questa sarebbe comunque la più veloce come possibilità di soluzione? Assolutamente sì, ecco. Perché è stato calcolato che nonostante tutte le fermate, da Mascarucia a Catania impiegherebbe 20 minuti. Caspita. Credo che una navetta, un treno ogni 7 minuti, quindi diciamo anche con una certa frequenza. Benissimo. Ricordo per i vostri messaggi, lì avete il numero di WhatsApp 342 74 55005, se volete mandare la mail invece Sicilia 24 Focus, tutto attaccato, Sicilia 24 Focus, poi @telecolor.it. Allora, adesso, Sindaco, dobbiamo parlare di Librino ancora una volta, perché ci sono piste ciclabili, abbiamo visto nei servizi dei giorni scorsi, utilizzate da automobili, da motociclette, e vialetti al buio con incuria, e i residenti che lamentano soprattutto una cosa, l'assenza dei vigili urbani. Ma vediamo il servizio.
Nelle piste ciclabili non ci sono biciclette, ma ci sono motorini, ci sono auto. Noi siamo città, apparteniamo alla città di Catania, però non c'è un luogo dove ci sono i vigili urbani, e neanche nei giorni dove c'è più frequenza, ad esempio nel Wave Park, dove ci sono più ragazzi. Non è mai venuto un vigile urbano a Librino. Cioè, ma com'è possibile che non ci siano... È assolutamente normale. Quando diciamo che ci sono 240 vigili urbani, 240, se noi pensiamo a quelli destinati alle viabilità, saranno un 160 e forse anche di meno. Distribuiamoli su più turni di servizio, noi a stento riusciamo a garantire il controllo all'interno del centro storico, non perché ci piace il centro storico e non le periferie, quanto perché ovviamente il centro storico è quello più congestionato, quindi non è nulla di trascendentale. Quello che dice la signora Fagone è assolutamente normale, doverlo desiderare, doverlo auspicare. Non ci possiamo arrivare ora, dubito che ci possiamo arrivare con i prossimi 80 vigili urbani che assumeremo con il bando lanciato a inizio settimana. Già appena avremo gli altri 100 che ci giungeranno dal Ministero mi ricordo se il Ministero degli Interni, a quel punto potremo dare qualche risposta in più anche nelle periferie. Ma una domanda che ci siamo fatti anche in redazione, no, non tecnica, ma abbiamo visto un incremento delle pattuglie di polizia, carabinieri, proprio lì in centro, ma un passaggio da quelle parti e... No, ma non c'è stato un incremento. Finalmente stanno uscendo in strada, perché magari in passato usciment un pochettino meno. E questo fa sì, molto piacere. Sì, però lo so. L'ho chiesto più volte, quindi è frutto anche di un desiderio dell'amministrazione, però non riusciamo noi a fronteggiare tutte le situazioni di emergenza. Via Santa Sofia, Piazza Europa, San Cristoforo, Viale Mario Rapisardi. Catania è una bolgia per il disordine determinato da chi non vuole assolutamente rispettare le norme del codice stradale. Dobbiamo procedere così a settori. Non ho trovato questa città, spero che la stia gestendo al meglio con ciò che mi trovo, quindi come qualcuno spesso dice, questa è la farina, il pane lo posso realizzare solo con questa farina. Gli ultimi 100 che ha detto quando arrivano, vigili urbani? Allora, questi non dipendono da noi, ma spero anche questi entro l'anno. D'accordo. Ridate dignità al cimitero, questo è grido d'allarme di alcuni cittadini esasperati per il degrado del camposanto di San Giovanni Galermo. Vediamo il servizio di Tonino De Mana, realizzato alcuni giorni fa. Liquami che fuoriescono dai bagni, chiusi da 2 anni, erba alta, un vecchio deposito talmente fatiscente che rischia di crollare, sporcizie ovunque ed escrementi. Ecco le condizioni del cimitero di San Giovanni Galermo, un luogo dove rispetto e dignità sono stati persi da tempo. Il degrado è sotto gli occhi di tutti, basta una telecamera per mostrare lo scempio, basta un microfono per denunciare e raccogliere lo sfogo dei cittadini. La luce manca sempre, le bollette le paghiamo, però luce non ce n'è quasi mai. Com'è possibile? Signor Sindaco, si vuole interessare per questo cimitero di San Giovanni Galermo, la prego caldamente. Il cimitero di San Giovanni Galermo è piccolo, non è come il cimitero di Catania, quindi basta poco per ridare un po' di dignità a questo luogo, ecco. Non è che esiste solo il cimitero, quello ufficiale, c'è anche quello ufficioso piccolino che fa parte della città di Catania. I vialetti del Camposanto sono in parte invasi da rivoli nauseabondi che addirittura circondano le tombe. Mi ritrovo in questa situazione incresciosa con tutta la melma e per passare, prendere l'acqua, devo scavalcare. Abbiamo notato anche un nido di vespe e quindi comporta che io, ad esempio, che sono allergica, posso subire uno shock anafilattico. Il degrado del cimitero di San Giovanni Galermo è stato più volte segnalato alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. La speranza è che il nostro servizio denuncia non equivalga a lettera morta. Sindaco. Ho parlato la settimana scorsa con l'assessore Petralia che si occupa delle manutenzioni e mi ha detto che è in programma un intervento quanto prima, però per evitare notizie che parrebbero destituite di fondamento, quei rivoli d'acqua che si vedono non è fogna, sono acque bianche perché c'è una perdita d'acqua, stiamo cercando di individuare a che altezza sia perché non l'hanno ancora potuto fare e quindi posso mettere al sicuro i cittadini che non c'è alcun problema fognario al cimitero di San Giovanni Galermo. C'è poi un'attività di
del cespugliamento che deve essere compiuta, di sfalciamento, che mi dicono sarà fatta il prima possibile, comunque la solleciterò oggi stesso. Quello che mi chiedono i cittadini è quello che loro hanno diritto di avere e quindi cercheremo di essere un pochettino più solleciti nelle risposte. Grazie Sindaco. Adesso facciamo una pausa, breve pausa, poi torneremo. Abbiamo ancora un servizio da mostrare al Sindaco e poi ci toccherà a voi. State con noi, a dopo. Siamo di nuovo con il Sindaco Trentino in diretta, il Sindaco di Catania, che ringraziamo per essere con noi. Fra poco toccherà a voi, abbiamo ancora un servizio da guardare insieme. Sono gli studenti del liceo Musco di Catania che hanno realizzato un reportage che si intitola Sommersi ed è girato nel quartiere Zia Lisa, già è stato premiato in alcuni concorsi dedicati alle scuole, e danno uno sguardo sul degrado, sull'illegalità. Vediamolo insieme. Qui si scarica e si brucia. Disoccupazione. Criminalità. Spaccio. Giovani reporter crescono. Questo è il video degli studenti del liceo Musco di Catania che, telecamere in mano, sono andati in giro per il quartiere di Zia Lisa, dove si trova la loro scuola. Muretto e recinto ed ecco un ovile. Cavalli allevati in garage poco illuminati Per poi correre sull'asfalto per scommesse clandestine. Loro non si arrendono davanti a tanto degrado e abbandono. La normalità è essere in grado di denunciare questa cosa e prendere dei provvedimenti. Ecco, siamo rientrati in studio in diretta, dietro c'era il logo, ha visto Sommersi, che è il titolo anche del documentario realizzato dagli studenti del liceo Musco. A lei, Sindaco. Direttore, il fatto che vengano denunciate queste pratiche illecite per me è occasione di soddisfazione, perché vuol dire che, come ho sempre detto, la nostra gioventù è la parte migliore che salverà la città da qui a 10 anni, quando sarà. Il fatto che si chieda maggiore intervento anche in questo caso è giusto che loro lo chiedano. Non sempre quel che viene chiesto e che è un diritto ottenere è possibile garantirlo, perché sappiamo che l'ordine pubblico, che peraltro non dipende da me, è soggetto anche a una carenza di risorse. Però i fatti che hanno segnalato loro sono dei fatti su cui certamente può essere compiuto l'intervento, perché non si tratta tanto, l'attività di spaccio è un'attività già più difficile da controllare, magari ci sono indagini in corso, non lo so, non entro nel merito, perché è chiaro che sono dinamiche che sfuggono alla mia percezione. Però per alcune cose, come per esempio l'allevamento di cavalli o la custodia di cavalli utilizzati per corse clandestine o altro genere di iniziative che vanno a deturpare il territorio, che alimentano il degrado, su questo qui per le prime posso effettuare una segnalazione agli organi di polizia, per le seconde dovremmo noi poter dare qualche risposta, però siamo sempre lì, non dimentichiamolo, molto spesso si tratta di aree che bonifichiamo e subito dopo vengono di nuovo ricostituite, quindi non si può dare la colpa al comune per l'inciviltà altrui, anche perché io chiedo ai cittadini, ma prima che io mi esponessi in questo modo, chiedendo quel che è doveroso chiedere, chi l'ha fatto in passato? Chi si presentava davanti agli schermi assumendosi la responsabilità, esponendosi, dicendo ok, è colpa mia, perché me la prendo io la colpa, ma sto cercando di instaurare un percorso virtuoso attraverso il quale i cittadini capiscano che devono per forza fare la loro parte, perché non potremo mai risolvere da soli questa piaga. Comunque la sua presenza anche qui, tra l'altro, è molto apprezzata e naturalmente il senso è chiarissimo. Sindaco, c'è ancora una domanda prima di dare voce agli ascoltatori. Questa è una lettera e dice: allora, ci conferma, Sindaco, la pedonalizzazione di Federico II il 15 giugno? Piazza Federico di Svevia, secondo i nostri programmi, sarà pedonalizzata sabato prossimo, a meno di contrattempi, perché chiaramente stiamo noi terminando alcune opere di rifinitura per evitare soste selvagge o altro. Per quanto riguarda la situazione dei parcheggi, questa già è stata oramai definita. In ogni caso comunicheremo durante la prossima settimana
se sarà confermato o eventualmente ci sarà una rimodulazione del programma. Per adesso la nostra idea è quella di programmare in un'arena che stiamo costituendo là in piazza il 15 sera la prima partita degli europei Italia-Albania, nello schermo gigante, e la seconda sera, domenica 16, un bel concerto con, se tutto è confermato, con Lautari, Rita Botto, Mario Venuti, insomma comunque presentato da Gino Astorina. Comunque credo che sarà un bel momento di aggregazione. Ci saremo anche noi, verremo a riprendere. C'è una domanda, un signore ci ha scritto una lettera, si chiama Alberto Scuderi, chiede il traffico di Tondogeni, dice si può fare la sopraelevata e tornare dunque al ponte sul Tondogeni? È una richiesta, signor Scuderi? No, per carità, avrebbe anche senso, ma è impossibile a questo punto tornare indietro. Io l'altro giorno ho visto una maglietta bellissima che mi ha regalato Totò Calì, I love Ponte Gioeni, il fatto che io amassi quel ponte, assolutamente, perché è stato una chiaramente delle ragioni del caos veicolare che c'è in quella zona, ma non si può tornare indietro su questo. Allora, adesso i vostri WhatsApp e le vostre mail, 342 74 55 005 e Sicilia24focus@telecolor.it. Salve, sono il papà di un bimbo con spettro autistico. Il Comune di Verona ha fatto tantissimo per i bimbi e le famiglie che vivono questo grave disagio. Cosa ha in programma la Giunta Comunale per stare accanto a questi bimbi e alle loro famiglie? Grazie. No, confesso che questo messaggio mi spiazza un poco, perché noi ci riuniamo spesso con le associazioni dei genitori di bimbi autistici e quello che ci hanno sempre sottolineato è come il Comune di Catania, anzi, spenda molto in termini di attenzione, oltre che soprattutto di risorse, perché noi la maggior parte del nostro bilancio è in questo momento inghiottito dai servizi sociali proprio per dare l'assistenza all'accompagnamento e l'igienico personale, soprattutto ai bambini autistici. Non so quindi a che cosa si riferisca, a cosa farebbe il Comune di Verona più di quanto non faccia il Comune di Catania. Ovviamente sono sempre pronto all'ascolto e quindi, ove vi volesse dare qualche ulteriore elemento, è possibile anche che ci suggerisca qualche prassi che non abbiamo preso in considerazione ma che potrebbe essere utile adottare. Potrebbe anche dare qualche suggerimento, se ritiene, al nostro WhatsApp, certo. e poi la gireremo al sindaco naturalmente. Poi abbiamo ancora, eccolo qua, appuntamento con il sindaco. Volevo segnalare le continue pericolose inversioni di marcia che avvengono a lungomare nonostante la doppia linea continua. Qui vorrebbero un sindaco vigile urbano anche, no? Ma l'ho anche fatto, quindi lo capisco e lo faccio ogni giorno. Io ieri, allora, se dovessi fare l'elenco delle persone che ho richiamato ieri, perché poi il giovedì, essendo il giorno dell'indifferenziata, il giorno del delirio in cui la gente è convinta che ci sia il libera tutti, potete fare quello che volete. Ho richiamato formalmente e ufficialmente un operatore di una delle ditte che si occupano della raccolta rifiuti perché ha fatto una cosa che non doveva fare. Richiamo continuamente persone, insomma chiunque mi vede in giro, e sono tanti quelli che mi vedono in giro perché sono sempre, quando non sono al comune sono sempre in strada, vedono come alla fine stia sembrando anche un po' una sorta di sceriffo, di pazzo che ferma gente senza casco. Quindi non so cosa potrei fare per chi inverte la marcia. Si dovrebbe appostare lì una mezz'oretta. No, paradossalmente sì, mi apposto lì, che cosa faccio? Inverto la marcia anche io per inseguirlo. Per carità, la mamma dell'incivile è sempre incinta, ma non è che per ogni cosa ci può essere un rimedio. Chiarissimo, chiarissimo. Ancora altri messaggi e ancora altri mail. Buongiorno signor Sindaco, comincia a fare caldo, per favore faccia riparare le fontanelle della Villa Bellini, sono tutte inservibili. Genitori e bambini ringrazieranno Sebastiano. Io credo, Sebastiano, che il fatto che siano inservibili dipenda dall'esecuzione delle opere di riqualificazione che stiamo noi eseguendo, che stiamo portando avanti. Verificherò, perché è naturale che quelle fontane devono essere ripristinate. Io avevo tempo addietro comunicato un mio progetto, un mio desiderio di progetto, che per adesso non la stiamo potendo portare avanti, ma spero di poterlo fare dopo, cioè il ripristino di tutte le fontane catanesi. Bellissimo. Perché sarebbe anche un bel modo per evitare l'uso della plastica. Beh, davvero, bellissimo. Speriamo di poter essere testimoni anche noi di questo quando avverrà. Allora, vediamo ancora messaggi. Buonasera. Quando sarà realizzata la rotatoria all'incrocio di via Vincenzo Giuffrida legata ai lavori quasi ultimati del piazzale Sanzio accanto?
Grazie, salvo, basta. Questa rotatoria faceva parte della progettazione originaria, abbiamo deciso di non realizzarla perché abbiamo visto dei flussi di traffico che abbiamo poi studiato quando ci siamo insediati, che non solo non funzionerebbe ma anzi creerebbe dei forti ingolfamenti al traffico, anche perché là c'è una situazione che può essere gestita con una semaforizzazione intelligente, perché quando c'è un flusso di traffico pesante su via Vincenzo Giuffrida non c'è su via De Raffaello Sanzi e viceversa. Detto in altri modi, quando si sale non si scende. Giusto. Quindi nei momenti in cui troviamo un modo per soddisfare le esigenze del traffico con dei semafori intelligenti che permettono di modulare il verde e il rosso in ragione delle specificità del traffico in quel momento, lo superiamo così il problema. La rotatoria avrebbe creato un immenso caos perché purtroppo c'è una strada larghissima, via Vincenzo Giuffrida a nord, che si va a congiungere con una strada strettissima che è via Vincenzo Giuffrida a sud, e quindi abbiamo noi preferito tornare indietro sull'idea progettuale iniziale. Certo, perché ingolferebbe tutto, certo, entrando su Vincenzo Giuffrida in basso. Allora, buongiorno signor Sindaco, causa immondizia e sterpaglie, siamo invasi a topi a San Giorgio, esattamente al civico 35 e 37. Si potrebbe fare qualcosa cortesemente, grazie. Allora chiariamo, contro blatte e contro topi non si può fare nulla se non si tiene pulita l'area invasa da questi animali. È chiaro che se ci riferiamo a quella strada in particolare, mi dovrebbe dire il nostro telespettatore se l'operazione di pulizia non viene compiuta. Se viene compiuta e poi ci sono altro tipo di animali diversi dai ratti e dalle blatte che vanno a buttare la spazzatura là in modo irregolare, è chiaro che non potremo mai risolvere il problema. Quindi. E allora, visto che ci sono due condomini, almeno due condomini per quello che ho sentito, il 35 e il 37, bisogna capire là come eseguono la raccolta dei rifiuti, se hanno i carrellati, se sono disposti a prenderli, perché questo qua ovviamente farebbe venire meno il problema. Ecco, casomai aggiornateci e poi naturalmente ne riparliamo con il sindaco alla prossima puntata. Intanto vediamo ancora un messaggio, se c'è. Gentile sindaco, non sarebbe il caso di prendere interventi massicci per i furti di auto dilaganti? Questo è un problema che riguarda, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, per fortuna se volessi ragionare cinicamente, per sfortuna come italiano, tutto il territorio nazionale. Non sapevo, anzi non pensavo neanche che fossero così numerosi a Catania i furti di auto. Ci sono alcuni episodi di devastazione di auto, soprattutto noleggiate, secondo un fenomeno che inquieta per la dinamica, ma sono in corso degli approfondimenti, e in ogni caso ricordo che non sono io che mi devo occupare dell'ordine pubblico. Ciò non toglie che ha fatto bene a segnalarlo, perché è una delle tante cose che comunicherò al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Quindi questo voi lo fate quando riunite il Comitato? Cioè? Sì, prendiamo in considerazione le varie emergenze e cerchiamo di capire dove dare risposte. Per nostra disgrazia le emergenze non mancano mai e sono così numerose, per cui è anche difficile individuare le precedenze e le priorità. Certo, però è importante che si sappia quali sono gli organismi, man mano anche noi andiamo, come dire, ecco, ha fatto bene direttore, perché magari il nostro telespettatore non lo sa. La polizia locale si occupa non di repressione del crimine, si occupa di repressione dell'abusivismo, si occupa di controllo dei mercati, si occupa di viabilità stradale. Per quanto riguarda la repressione del crimine, questo è demandato alle forze di polizia statali, quindi carabinieri, polizia di Stato, in particolare anche la Guardia di Finanza, ma la Guardia di Finanza si occupa più di aspetti connessi alle violazioni tributarie. E comunque voi vi riunite e fate un po' il punto, coordinati diciamo, dal prefetto, certo. Perfetto, vediamo ancora avanti. Salve, sono un abitante di Librino, ecco, ne parlavamo prima, questo è in zona viale Bumbacaro 5, alle spalle del parco che è stato fatto un bel po' di anni fa. Alle spalle di questo parco, dice, ci sono troppi rifiuti, cosa si potrebbe fare? Stesso problema di prima, bisogna capire se i rifiuti ci sono perché non puliamo o, se come penso io, perché vengono poi quotidianamente conferiti dai cittadini. Peraltro, vede, noi direttore non diamo tutte le notizie perché non crediamo di doverci vantare dell'ordinarietà. Cosa voglio dire? Che proprio a Librino noi abbiamo finalmente reilluminato le spine verdi, che per troppo tempo... le avete accese? Perché l'altro giorno ci dicevano che erano ancora spente. No, invece sono regolarmente accese, a meno che non abbiano rubato i fili in questo periodo. Se lo dice lei, no, per carità, 10 giorni fa l'abbiamo acceso, ora
là è una situazione che ogni giorno purtroppo consegna sorprese. Credo che siano ancora accese perché non mi sono stati segnalati perché gli non è che in un servizi. giorno si possono spegnere tutte, non credo proprio. Quindi questa è una buona notizia, quindi è positivo. Sì. L'ultima cosa e poi la lasciamo libera. Buongiorno signor Sindaco, segnalo che il Parco Gioeni, ecco di nuovo, è sempre più in stato abbandono. La prego intervenga, grazie Giuseppe da Gravina. È comprensibile che non tutti ascoltino le cose che dico ogni settimana. Magari il signor Giuseppe non si è collegato in altre puntate precedenti in cui ho spiegato che il parco è oggetto di un lavoro di riqualificazione che è stato messo in gara, quindi dobbiamo semplicemente aggiudicarlo e partire con l'esecuzione dei lavori. Bene, ci fermiamo qui. Sindaco, venerdì ci sarà ancora? Sì. Perfetto, saremo molto lieti di ospitarla. Grazie a voi per aver partecipato così numerosi. La programmazione adesso continua con Telecolor. Buon pomeriggio. Buon fine settimana.